Rita Turati, segretario regionale SPI-CGIL del Veneto. Parliamo di rivalutazione delle pensioni, un tema molto difficile, una sentenza della Corte Costituzionale. Qual è la situazione? La situazione è che per fortuna si stanno riaprendo i tavoli, per cui con il ministro al lavoro e al welfare, Poletti, ci dovrebbe essere dopodomani un incontro con le organizzazioni sindacali dei pensionati, in cui appunto i temi sono proprio questi, la rivalutazione e come dare quindi stabilità al valore economico delle pensioni senza doverci mettere in mano tutti gli anni e quindi dare delle garanzie. Questo è uno dei temi, ma non è l'unico, perché come sappiamo nel frattempo, nel corso di questi anni, oltre ad aver avuto diciamo così, la mannaia, la scure, no, della trattenuta fatta con la Fornero, il blocco della rivalutazione, c'è stata anche una perdita secca del potere delle pensioni, del potere d'acquisto e noi quindi stiamo chiedendo altre cose, tipo ad esempio il fatto che vogliamo essere messi nelle stesse condizioni dei lavoratori e quindi avere un IRPEF uguale a quella dei lavoratori, quella che si dice no tax area, no? Noi veniamo tassati molto di più che non i lavoratori dipendenti a parità di reddito. Queste due cose in particolare saranno al centro della discussione. Questo per quanto riguarda i tavoli. E poi stiamo pensando ad un'altra cosa, perché siccome la sentenza e la risposta che ha dato lo stesso governo diciamo, alla restituzione assolutamente parziale, sono arrivati pochissimi soldi, come si sa, a chi ha avuto la trattenuta, stiamo pensando a come riuscire a tutelare tutti i lavoratori in prospettiva. Non abbiamo certezze, adesso per dirla non in sindacalese, stiamo pensando delle vertenze pilota da fare per vedere se è possibile recuperare soldi in più a chi ha avuto il maltolto, insomma.